Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Iniziamo con la cronaca. I carabinieri della compagnia di Missilmeri in provincia di Caltanissetta hanno arrestato due ragazzi di 21 e 22 anni in flagranza di reato per furto aggravato in concorso. I militari si sono recati nell'abitazione presa di mira grazie alla segnalazione del proprietario di casa e hanno rinvenuto l'auto utilizzata per commettere il furto con all'interno la refurtiva. I ladri si erano nascosti tra le sterpaie ma sono stati scovati dai carabinieri. Ancora cronaca, la polizia ha arrestato due persone di 41 e 22 anni sorpresi con droga, marijuana e cocaina destinata alla vendita illegale. La polizia ha eseguito la perquisizione in una mansarda condominiale situata nel quartiere di Librino a Catania, dove ha trovato i due uomini intenti a vendere droga a due acquirenti. Ieri sera nel centro storico di Licata, in via Sortino, una vecchia abitazione in muratura è crollata, provocando una forte esplosione che ha fatto accorrere i residenti strada. Fortunatamente non si sono registrati feriti, l'edificio era abbandonato in attesa di lavori di ristrutturazione. È stato ordinato lo sgombero di un edificio limitrofo, costringendo i residenti a lasciare la propria abitazione in attesa di ulteriori verifiche della messa in sicurezza della zona. E adesso lo sport. Il Palermo non decolla con la Ternana ieri al Barbera per la 27esima di campionato e colleziona un altro pareggio, il terzo di fila, la quarta partita senza gol per Brunori, che ha mostrato un leggero disappunto nel momento della sostituzione al 72esimo. Sopito un po' l'entusiasmo dei tifosi rosanero, adesso occhi puntati al prossimo impegno sabato pomeriggio in trasferta contro il Pisa. E con questa notizia chiudiamo questa edizione del nostro TG. Grazie per averci seguito e arrivederci.